peste era sentita anche come un castigo di Dio. Ve mostre un quadro che a me piace parecchio, di Marco Vecellio. Eccolo qua. È il soffitto della sagrestia, di quella meravigliosa sagrestia, miracolosamente intatta, della grande basilica dei Santi Giovanni e Paolo, che è quella Takara all'ospedale civile. Sul soffitto noi vediamo, per il pennello di Marco Vecellio, la visione di San Domenico, eccolo qua, vestì de bianco e de nero, i cani del Signore, con il giglio in mano, il quale sogna di essere è in una chiesa romana e sogna di avere con sé Francesco, ma Cristo Redentore è arrabbiato. Per fortuna c'è la nostra avvocata, Maria, che cerca di calmarlo. Cristo Redentore è arrabbiato con l'umanità e intende punirla severamente. Ha in mano 3 frecce, che sono 3 punizioni terribili, ed è pronto a scagliarle contro il mondo. Una freccia è la carestia, l'altra freccia è la guerra, la più terribile è la peste. A peste, a fame, a bello, libera nos, domine. E venivano dal cielo, vi ricordate le teorie di Avicenna, le teorie astrali, le frecce di Apollo che scagliava la sifilide. Cristo Redentore è adirato contro l'umanità, ma la nostra avvocata gli sta parlando. Fiol, date una calmata, avuto una tisana, una camomilla, non sta a far robe estreme, perché, vedi, c'è Domenico, c'è Francesco, che ti aiuteranno con i loro frati a redimere l'umanità. E poi sta umanità non è proprio così cattiva, fiol mio, dai, date una calmata. Di neanche persone buone, guarda il professor Soligon, sul nome Soligon il Redentore si è calmato e ha messo via le frecce. Allora c'erano però le processioni dei battuti che si frustavano per chiedere il perdono di Dio e allontanare il flagello della peste. I santi che proteggevano contro la peste erano tanti, perché il male era terribile e quindi meglio aver più santi. Qua i santi erano Cristoforo, erano Marta, e poi c'erano i santi locali. Qui da voi disemme che santa che la veniva invocata nei pesti. Gusta? Sant'Augusta, certo, ma anche i paesi intorno si votavano a Sant'Augusta come cappella maggiore. Serravalle poi la aveva proprio là, ma anche Ceneda, Tizian, Sant'Augusta. A Venezia vi mostro un quadro di Tiziano giovane, che proviene dalla chiesa di Santo Spirito, ma che è nella sagrestia della Basilica della Salute, ed è bellissimo. Allora, in trono alto San Marco, il simbolo della città, lo riconoscete dal Vangelo, rappresenta lo Stato, rappresenta le leggi, e vedete che è in ombra, perché la città, quando questo quadro è stato dipinto, era in preda all'epidemia, e l'ombra è il lutto in cui vive la città per i molti morti. Ai suoi piedi, ecco i santi della peste, i santi Cosma e Damiano, e guardate che hanno in mano la boccetta con la triaca, di sicuro, che sono 2 santi medici e sono i protettori dei medici, con una differenza rispetto ai medici del giorno d'oggi, che Cosma e Damiano curavano gratis.